e si chiamava Edi Ongaro. Aveva 46 anni e veniva da Portogruaro, vicino Venezia, il miliziano italiano morto in Donbass, dove combatteva insieme ai separatisti filorussi. Giorgio Specchia. Mi chiamo Ongaro Edi, nome battaglia Bosambo, vengo dalla provincia di Venezia. Il nome di battaglia preso da un partigiano, la tuta mimetica indossata ormai da 7 anni. Edi Ongaro si era arruolato nelle milizie filorusse, è morto nel Donbass, ucciso da una granata a migliaia di chilometri dall'Italia. Penso che finché ci sarà aria nel mio corpo, finché il sangue scorrerà, io credo che da qui non uscirò mai. Era arrivato in Ucraina nel 2015, fuggito dall'Italia in attesa di processo per aver aggredito un barista e un carabiniere. 3 anni in Spagna, poi la guerra con i separatisti filorussi. Si definiva comunista ed internazionalista. In questo video mostra lo stemma della sua brigata composta soprattutto da stranieri. Il 46enne è la prima vittima italiana nel conflitto. Sarebbero una ventina i connazionali combattenti nel Donbass. Nella guerra voluta da Putin si contano circa 2000 miliziani provenienti da tutta Europa.